Militari accerchiati e presi a morsi, torna la violenza in Campomarzo, piovono accuse all'amministrazione Variati. Andiamo avanti, violenza a Campomarzo, militari circondati e aggrediti da un gruppo di stranieri. Una cosa da dire, che noi vicentini non siamo più padroni del polmone verde, questo, Giardini Salvi, Parco Guerini, tutti neri, tutti e una massa di delinquenti. 3-4 militari sono insufficienti, assolutamente, non servono, almeno non so, triplicarli, metterne di più, insomma. Cioè, anche se vengono portati dentro una notte, cosa cambia? Puntuale la violenza è tornata a Campomarzo, il Bronx di Vicenza, presidiato dai militari notte e giorno. Ieri pomeriggio sono stati accerchiati e aggrediti da 10 nigeriani, un militare è stato morso alla mano. Nella notte tra sabato e domenica un peruviano è stato accoltellato. C'è tanto di cartello con scritto che non si può bere le bottigliette di vetro dalle bottigliette nel parco, ok? Loro si sono agitati ovviamente, ok? C'è stato uno scontro che hanno attaccato prima quelli di colore, ok? Cosa succede? Che sono stati colpevolizzati i militari per essersi difesi perché uno è all'ospedale e si è preso un morso nella mano. Nonostante la presenza dei militari, delinquenti e sbandati si sono divisi Campomarzo. A destra della stazione ci sono i nigeriani, hanno quasi tutti i precedenti. Se cerchi di avvicinarli si nascondono e si dileguano. Accanto a loro più in là la polizia cerca droga tra l'erba. A sinistra ci sono i tossicodipendenti che, come noi avevamo già documentato con la telecamera nascosta, alla luce del sole si drogano tra gli alberi passandosi le siringhe. Cosa si può fare secondo lei? Avere una guardia vicina. Chi punta il dito contro l'amministrazione è il comitato Cittadini Prima Noi, che da 3 anni si occupa del problema dei migranti ospitati nei centri di accoglienza del Vicentino. Il sindaco di Vicenza ha delle grosse responsabilità, perché lui è quello che si è vantato in questa fase emergenziale di aver aiutato la prefettura nel trovare gli alloggi per queste persone. Poi lo stesso sindaco che in alcune occasioni ha alzato la voce lamentandosi contro il governo per la mala gestione del fenomeno.